Sesta corsa, una prova per anziani di categoria ED, in cui c'è Eridamia favorita con il numero 6. Ethan l'alternativa, poi Nacea e Cabas, questi più attesi. Macchine in movimento, 1 Elfo LZ Lorenzo Baldi, 2 Nacea Alberto Garruto, 3 Ethan Simone Levakovic, 4 Ghost Gun Paolo Leoni, 5 Cabas Gennaro Amitrano, 6 Eridamia VP dell'Annunziata, 7 Donald Spav Edoardo Baldi. Macchina accelera, parte piano Eridamia. Partiti. Lotta per il comando con Elfo LZ che cerca di contenere Nacea ed Ethan, i quali lo scavalcano all'imbocco della prima curva. Nacea in vantaggio, al suo esterno Ethan, poi Elfo LZ, quindi Donald Spav, Ghost Gun, Cabas, Eridamia in coda. Riprende in mano Nacea, completa i primi 200 di corsa in 14,3. Ethan prova a presentarsi al largo, deve richiederlo per passare Simone Levakovic. Nacea vorrebbe mandarlo, ma Ethan fa fatica a passare. 400 metri in 29,1, alla fine Ethan completa il sorpasso su Nacea che è seconda, avanti ad Elfo LZ. Quindi Donald Spav, Ghost Gun, Cabas ed Eridamia che iniziano a muoversi dalle retrovie dopo 500 metri. Passaggio ai 600, un chilometro ancora da percorrere, 45,3 per i primi 600 metri di gara. Muove al largo Donald Spav che anticipa le mosse di Cabas, poi Eridamia in coda. Sotto alle tribune prosegue in vantaggio Ethan su Nacea, avanza all'esterno Donald Spav, 1 minuto e 9 decimi per i primi 800 metri di gara. Con Ethan sempre a condurre su Nacea, Donald Spav che si impegna al largo precedendo Cabas, il quale chiude in corda Elfo LZ, alla retroguardia Ghost Gun con a destra Eridamia. 1:16,7 in 1000 di gara. Ethan continua in vantaggio all'esterno, sempre Donald Spav che si trascina Cabas, in corda c'è Nacea, Eridamia che attende ancora in terza pariglia a 400 dal palo, 14,9 la retta di là. Ethan è in vantaggio, Donald Spav al suo esterno, in corda Nacea, in pariglia Cabas, nessuno spara ancora quando siamo a 250 dal palo. Ethan allunga, Donald Spav prova a premere al largo, scatta Cabas in terza ruota, Eridamia in mezzo alla pista, in vantaggio Ethan, ci prova Donald Spav, lo scatto di Cabas a centropista. Ethan è sempre in vantaggio su Cabas che arriva forte, Ethan fino in fondo vince su Cabas e poi Donald Spav. 28,9 gli ultimi 400 metri, Ethan in percorso di testa, Simone Levakovic per i colori di Benedetta Baroni, coast to coast vincente del figlio di Nadal Sheba, Immagine Lunare, che ha fatto fatica a passare su Nacea ma poi si è reso intangibile in avanti e scattato forte ma tardi Cabas e finisce al secondo. Al terzo posto Donald Spav, solo quarta la favorita Eridamia. Vince Ethan, Simone Levakovic allenatore e guidatore per i colori di Benedetta Baroni.